senso dell'incontro di oggi è di organizzare, abbiamo organizzato appunto questo incontro nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, festival organizzato da ASVES, anzi da ASVIS, che sarebbe l'associazione appunto italiana per lo sviluppo sostenibile, che organizza centinaia di incontri in questa settimana in Italia, anche con la presentazione di un report che viene costruito ogni anno. Ecco, poi dovrebbe arrivare Giorgio Santini, che è presidente di ASVES, che sarebbe la parte, diciamo, veneta dell'Associazione Italiana dello Sviluppo Sostenibile, e quindi ci racconterà un po' le cose che vengono fatte e qual è il lavoro. Tra le altre cose, ASVES ha anche un accordo con l'Università di Padova, con l'obiettivo proprio di promuovere l'idea di sviluppo sostenibile all'interno di corsi universitari o all'interno anche di attività fatte per i cittadini. Questa appunto è una cosa mista, perché è pensata sia all'interno di un corso, scusate un attimo, perché non lo so, sia all'interno di un corso, sia all'interno, sia aperto appunto alla cittadinanza. Bene, la cosa si articola oggi in 3 interventi. Primo lo faccio io sul tema che vedete qui, c'è un intervento più di tipo, diciamo, quantitativo demografico. Poi dovrebbe essere un intervento, insomma, ma assicurato, non so se avete notizie di Benedetta Castiglioni, che non vedo qui. Maria, forse puoi provare a contattarla, sentire se si è dimenticata, se arriverà. E poi ci sarà appunto un intervento del professor Petenella, che è qua vicino a me, che invece parlerà, no, allora, scusate, Benedetta Castiglioni parlerà di discorso spopolamento e paesaggio. Il professor Petenella ci racconterà lui di cosa parla. Comunque il tema è più o meno un discorso di spopolamento legato agli aspetti più proprio di tipo forestale, se credo, no? E di tipo naturale, diciamo, ambientale generale. Ok, il tema è un tema importante, è un tema che naturalmente tutti noi abbiamo in qualche modo vissuto, anche solo con una passeggiata in montagna o con un giro in macchina nella bassa. Abbiamo visto queste cose o leggiamo sui giornali, no? Delle scuole che chiudono, dei negozi che chiudono, di persone che vanno via. Ecco, io ho voluto intitolare il mio intervento come spopolamento e sovrappopolamento, perché del resto è abbastanza inevitabile che sia così, se ci pensate, perché se la popolazione è rimasta più o meno la stessa o è aumentata addirittura nei territori di questo andiamo a parlare, è evidente che se ci sono zone che si spopolano, ci sono anche zone che aumentano la popolazione, e quindi dobbiamo trattare entrambi questi temi. Allora, cominciamo. Di cosa parleremo, no? Allora, parleremo di 40 anni di grandi mutamenti demografici, ovviamente tutto con una prospettiva di spopolamento, migrazioni, invecchiamento, distribuzioni per età deteriorate, e quindi cosa si può fare? Cioè, si può fare qualcosa, si può intervenire, la politica e le politiche possono dire qualcosa su questo? Ecco, questa è un po' l'idea. Allora, 40 anni di grandi mutamenti demografici. Vedete, qui gli studenti di geografia hanno già visto queste slide, adesso ve le faccio ripassare. Allora, questi sono numeri indice che fanno 100 la popolazione al 1981 e vi mostrano in 40 anni cos'è accaduto nelle regioni del Triveneto, con riferimento a alcune differenziazioni interne. Allora vedete intanto che l'andamento della popolazione è stato molto diverso nelle 3 regioni in cui il Triveneto si divide. Mentre il Veneto, che è anche la più grossa naturalmente, ha avuto un andamento simile a quello del Triveneto medio, vedete che il Trentino Alto Adige, la popolazione è cresciuta del 20% in 40 anni, che non è affatto poco, mentre il Friuli Venezia Giulia addirittura è diminuito o è rimasto più o meno costante. Ecco, anche all'interno, se considerate la tipologia urbana del comune, vedete una diversità molto importante. Quali sono i comuni che sono calati di più? Sono le città. Vedete che le città sono passate da 100 abitanti, diciamo, da 100.000, 200.000, quello che è, sono passati a 90, quindi un calo del 10%. Mentre le zone rurali sono relativamente aumentate, ma quelli che sono aumentati di più sono gli altri comuni. Cosa sono gli altri comuni? Sono specialmente i comuni di cintura delle città. Adesso vedremo anche
una mappa proprio del Triveneto in cui si vede bene questi andamenti. Ecco, e guardate che la differenza di crescita o di decrescita che si è verificata a seconda della quantità di abitanti e a seconda della zona altimetrica. Allora vedete che i comuni che nel 2021 hanno fra i 10 e i 20.000 abitanti sono quelli che sono cresciuti di più, cioè quindi i comuni medi. Ma sono cresciuti anche i comuni medio-piccoli, fra i 5 e i 10.000 abitanti, sono calate le città, quelli sopra i 50.000, mentre sono calati, ecco, e qua cominciamo a vedere qualcosa legato allo spopolamento anche montano, non sono cresciuti i comuni piccoli, quelli sotto i 3.000 abitanti. Quindi è fondamentale andare a fare queste distinzioni. Anche sulla zona altimetrica, qua è molto interessante, aumento dei comuni di montagna e di pianura, aumento più contenuto dei comuni di collina. Però guardate, questa cosa la si vede molto bene se si va a vedere proprio e se si guardano bene le mappe dettagliate. Questa è la mappa dettagliata proprio, la variazione della popolazione fra l'81 e il 2021, sempre gli stessi numeri indice. Chi conosce un po' la geografia di questi territori vede subito cos'è sta roba. Vedete l'incremento della popolazione nel Trentino e specialmente nell'Alto Adige. Professore? Sì? Scusi se la interrompo, ma da casa non vediamo che lei sta cambiando le slide. Vediamo sempre la prima. Potete dirmelo prima, cari ragazzi. Come si fa a intervenire? Allora, un attimo che esco e poi rientro. Tu sei capace, Benedetta, di aiutarmi su questo? No, perché siamo uno peso e stanto. Cioè, com'è che... Perché bisogna cambiare il Allora, coso del video. quindi cosa devo fare? Quindi devi andare sull'impostazione. Il fatto è che Impostazione di cosa? del video. Del video. Video? No, devi uscire da. Io penso devi uscire da e andare nelle impostazioni generali del computer. E dove sono le impostazioni generali del computer? Sfortunatamente io sono un Apple Mac, quindi non ti so. Ecco qua, queste sono qua, sì. Non c'è nessun esperto di uso PC IBM? No? Forza, fatevi coraggio. Allora, questo è Zoom. Aspetta. Vai. Allora, vediamo così. Allora, vediamo così se... Vedete adesso? Aspetta, Cosa vedete da casa? vedete scorrere? No, popolazione nel Triveneto. Niente, invenzione fallita. Adesso riproviamo. Forse quello. Sì. Vedete scorrere adesso? Un attimo. Aspetta. Sì o no? Sì, adesso sì. Ok, grazie. Un sentito ringraziamento alla professoressa Minello. Allora, quindi siamo arrivati, allora chi non ha visto non ho fatto altro che mostrare appunto gli andamenti variabili dell'andamento della popolazione nel tempo. Nel tempo a seconda della regione, vedete che il Trentino Alto Adige cresce, Friuli cala e il Veneto aumenta secondo la media, secondo la tipologia del comune. Ma andiamo adesso a vedere la mappa generale. La vedete la mappa da casa? Sì. Perfetto. Allora, vedete, si vede molto bene tutta la macchia nera dell'Alto Adige, dove la popolazione cresce addirittura più del 40% in alcuni comuni, quelli neri. Anche qua vedete che non dappertutto è lo stesso. Vedete che Bolzano cresce un po' meno rispetto ai comuni intorno, quindi anche a Bolzano c'è l'effetto di
di calo delle città, no? Che è un effetto che non c'è solo in Italia, ma che è un po' in giro per tutto il mondo, la diminuzione della popolazione nei centri urbani. Mentre vedete in modo molto chiaro quello che succede nella, chiamiamolo l'asse della 4, l'asse dell'autostrada, e dopo che continua anche in Friuli, va fino a Pordenone, fino a Udine, questa zona più scura, no? La vedete qua, mentre vedete che i paesi in bianco, i comuni in bianco, sono quelli che calano di più del 20%. Vedete tutta la Carnia, la provincia di Belluno, non tutta ma gran parte. Questo cos'è? Sono l'Altopiano d'Asiago forse? Questo bianco qua? Non lo so. Mi pare. Comunque insomma mi pare che sia il Vicentino, zona del Vicentino queste. E poi vedete anche, no scusa, Vicenza è qua? Sì, forse l'Altipiano, adesso non saprei, non sono sicuro ma credo di sì. Questa è la zona, la Valli sopra Verona, anche queste, fra Vicenza e Verona, anche qua abbiamo un calo di popolazione. Vedete le città più chiare e l'intorno delle città più scure, quindi è abbastanza chiaro un po' quello che è successo. E poi si vede tutta l'area della bassa, sia la zona di Rovigo, ma anche la bassa veronese, vicentina e padovana, che hanno una dinamica demografica molto più fiacca, ecco, e anche un po' la bassa qua del Friuli e di Venezia. Per cui abbiamo questi fenomeni, e ancora più interessante secondo me è questa figura che raramente si vede perché vengono usati poco spesso questi dati dell'Istat e sono i dati secondo le località abitate. Allora, vedete, perché l'Istat dà i dati per località abitata, come ben sa la dottoressa Camporese, che ringrazio di essere venuta, poi magari ci dirà una parola su questo, se abbiamo i dati anche nuovi su questi. Ma è già preparatissima. Ecco, lei è dell'Istat di Mestre, quindi è la signora dei dati qua per il Veneto. Allora, vedete che qui abbiamo messo in asse X, abbiamo messo la popolazione, scusate, l'altitudine di queste località abitate. In asse Y sempre lo stesso numero indice. E vedete che a seconda della crescita dell'altitudine, le località abitate hanno avuto un andamento demografico molto diverso. Perché accade questo? Beh, naturalmente ho preso solo le località abitate nei comuni delle Venezie con almeno una località abitata oltre i 200 metri di quota. Io volevo mostrare in evidenza fenomeni tipo quello che so io, che abbiamo studiato a fondo, di Valdagno. Valdagno ha aumentato la popolazione, ma si sono spopolate le contrade, mentre è aumentata la popolazione attorno al centro di Valdagno, tanto per dire, ma ho citato Valdagno, potrei citare tantissimi altri casi. Guardate cosa succede in provincia di Udine. In provincia di Udine, nelle località abitate, nei comuni che hanno almeno una località in collina, vedete che nelle zone più basse la popolazione è rimasta costante o è cresciuta, anche se di poco. Mentre se andiamo sui 900 metri, i 1000 metri, eccetera, la popolazione è calata anche del 25% in solo 20 anni, cioè dal 91 all'11. Per cui vedete proprio questo caso. Interessante è la provincia di Bolzano non ha nessun legame tra l'altitudine e l'andamento della popolazione. Cioè la popolazione è cresciuta allo stesso modo nelle terre alte rispetto alle colline o rispetto addirittura alle comunità che sono più in valle, insomma, no? Queste qui che sono a 300-400 metri. È chiaro? Quindi questo si vede molto bene. Lo stesso accade, se guardiamo il Veneto, anche le province del Veneto hanno gli stessi andamenti che si vede nella provincia di Udine. Guardate il Bellunese in verde, vedete che abbiamo la popolazione che cresce nelle località abitate che sono più basse, mentre cala fino a calare tantissimo nelle località oltre i 1000 metri di quota. È chiaro? Quindi insomma questo fenomeno si vede nello spopolamento montano, si vede molto bene. Allora uno potrebbe chiedersi, beh, ma insomma, le migrazioni quanto hanno inciso in questi andamenti di popolazione? Beh, guardate, abbiamo calcolato il contributo delle migrazioni alla variazione della popolazione fra l'81 e il 21. Non sto qua a tediarvi con gli aspetti di metodo. È molto semplice comunque, cioè se non ci fossero state migrazioni, gli andamenti nelle province sarebbero stati solo quelli blu.
cioè gli andamenti della demografia naturale, mentre in realtà la popolazione, come vedete, nelle province di Venezia, Pordenone, Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Bolzano e Trento, la popolazione è cresciuta quasi solo per effetto dei movimenti migratori, mentre la provincia di Bolzano è l'unica che in questo quarantennio avrebbe avuto una crescita lo stesso anche senza l'apporto delle migrazioni. Mentre Trieste, Rovigo, Belluno, Gorizia, Udine e Udine, la popolazione è diminuita o è rimasta costante come a Udine perché le migrazioni non sono riuscite a rabboccare, diciamo così, il calo di popolazione che ci sarebbe stato solo col movimento naturale, nati e morti. Tra l'altro è interessante vedere che queste sono anche le province che hanno avuto un andamento naturale più modesto. Vabbè. Allora, tutto questo porta naturalmente a strutture per età profondamente diverse nelle zone in cui la popolazione cresce rispetto a quelle dove la popolazione cala. Guardate per esempio Verona, la città di Verona ha una popolazione più vecchia, mentre l'intorno di Verona ha una popolazione molto più giovane. I comuni più bianchi sono quelli che hanno una quota di anziani più bassa. La provincia di Bolzano è tutta bianca, nel senso che è una popolazione molto più giovane rispetto anche alla provincia di Trento, per non parlare delle terre alte della provincia di Belluno. Lo stesso vale per la Carnia, per il Friuli, eccetera. Naturalmente l'invecchiamento dipende da tante cose, come sanno ben gli studenti che hanno seguito il mio corso, no? Cioè dipendono sia dagli aspetti legati alla speranza di vita, sia dagli aspetti legati appunto alle migrazioni, alla fecondità del passato e tutto il resto. Il risultato comunque è questo. Allora, adesso andiamo a vedere, entriamo proprio nel merito di 3 esempi di spopolamento che sono avvenuti in 3 comuni della Carnia. È una tesi che abbiamo appena concluso della dottoressa Carlotta Colucci, che fra l'altro lei abita proprio a Forni a Voltri, quindi l'ha fatta con una passione particolare perché ragionava sul suo territorio. E vedete, scusate, chiudete i microfoni per favore, da casa. No, ho visto che sta spiegando le stesse cose di ieri, quindi vabbè. Cosa? Come faccio a chiuderli? Come faccio a ucciderli? Elena Succi. Ok, a posto. Allora, guardate il comune di Rigolato, piccolo comune della provincia di Udine, in Carnia. Diciamo che la popolazione di Rigolato è una popolazione in via di sparizione. Cioè, guardate la differenza che c'è fra le classi di età giovani e le classi di età anziane. Rigolato che nel 1961 aveva più abitanti di Sappada e adesso, cioè 1900 abitanti, adesso ne ha 373. Sappada invece ne aveva 1500 e adesso ne ha 1300. Forni a Voltri ne aveva 1449 e adesso ne ha 501. Quindi vedete Rigolato e Forni a Voltri che hanno avuto un invecchiamento drammatico da un punto di vista diciamo drammatico se si ragiona in termini proprio di vitalità della popolazione. Diverso il caso di Sappada, che ha una struttura per età molto simile a quella dell'Italia di oggi, con più, anche qua ci sono meno giovani rispetto alle persone di 50-60 anni, però il numero di bambini è relativamente alto rispetto a quello che, anche se, a dire la verità, guardate, la prima classe di età di Sappada delle ragazze, delle bambine, è metà rispetto alla seconda, cioè qui sono anche oscillazioni casuali per i piccoli numeri naturalmente, però anche qua si vedono appunto problemi importanti. Allora, per concludere, sempre dalla tesi di Colucci, andiamo a vedere quali sono i servizi che voi vi trovate adesso a Forni a Voltri, Rigolato e Sappada. E qui il dato è molto interessante. Cioè, guardate per esempio, qui abbiamo servizi principali. Vedete, edifici scolastici a Rigolato non ci sono, praticamente, naturalmente non ci sono bambini, quindi non c'è neanche scuole. A Sappada invece abbiamo 3 servizi scolastici in tutto, a Forni a Voltri tengono ancora botta, ne hanno 3, e ecco, ma
la cosa interessante, per esempio, a Rigolato, il bancomat c'è solo a Sappada, la farmacia tiene ancora botta in tutti e tre i posti, il medico di base c'è in tutti e tre i comuni, ma per esempio l'assistenza infermieristica c'è solo a Sappada, non negli altri due, e così via, insomma. E lo stesso vale sulle attività commerciali, anzi ancora più drammatico sulle attività commerciali. Vedete che a Forni a Voltri negozi vari non ce ne sono, neanche a Rigolato, a Sappada ce ne 12. Aspetta che devo ascoltare una cosa. Renato Piva, chiudi il microfono per favore. Ok, grazie. Allora, ecco, qui si parlava di bambini, effettivamente. Ecco, va bene, bar, ristoranti, ovviamente ce n'è molti più a Sappada, eccetera, però guardate per esempio i negozi di alimentari, a Rigolato ce n'è uno, e grazie che resta aperto, Sappada 3, Forni a Voltri 2 e così via. Allora, vedete, il problema appunto, e qua ne parleranno, ci sono anche le attività sportive, eccetera, ne parleranno in modo esteso, credo, gli altri due relatori. Cioè il problema è che la gente non sta in posti in cui non ci sono i servizi, c'è niente da fare. Cioè non è possibile riuscire a reggere, mettere in piedi una famiglia nuova se non hai i servizi, ma questi servizi è un po' il gatto che si morde la coda. Quando i bambini sono pochi, le famiglie sono pochi, i servizi diventano, come dicono gli economisti, a fallimento di mercato, cioè non stanno in piedi da un punto di vista economico. Ma allora la domanda è, ma perché stanno in piedi in Alto Adige ma non stanno in piedi da altre parti? Evidentemente lì fanno in modo, questo dato che abbiamo mostrato per Rigolato, mostrarlo per un altro comune dell'Alto Adige con 1000 abitanti, no? Per vedere anche là se la scuola se c'è e tutte altre cose di questo tipo. Ecco, vivere in zone a rischio di spopolamento non è facile, ma diventa ancora più difficile se queste zone vengono abbandonate dalla politica, abbandonate dallo Stato e quindi per riuscire a cambiare e invertire questa cosa, e ora sentiremo perché è importante porsi il problema se vale la pena di invertire, di cambiare. Bene, io vi ho mostrato questi 4 numeri, spero di aver inquadrato un po' la situazione generale. E ora lascerei la parola, mi pare, a Benedetta Castiglioni. È Giorgio? Sei arrivato? No? Ah, dai, allora, scusa, prima di Benedetta lasciamo una parola un attimo a Giorgio Santini, che è presidente appunto di Asves Veneto e ci racconterà un attimo l'attività di Asves praticamente. Visto che sei qui, sei bello fresco. Ecco. No, devi venire qua perché ti devono sentire da casa anche. Grazie. Spero di aver sbagliato io, probabilmente. Sarà colpa mia, come sempre. Dai, prego, Giorgio. Comunque siamo arrivati, quindi Sì. c'era qualche stella cometa che ci indicava la strada. Ciao. È stato un... Comunque avete perso la roba mia. Prego. Sì, beh, brevemente, buonasera a tutti. Intanto ringrazio dalla Zuanna e in generale l'Università per questa disponibilità. Questo incontro appunto sul tema spopolamento, sovrappopolamento e demografia è uno degli incontri che stiamo facendo in questo mese nell'ambito del Festival Nazionale dello Sviluppo Sostenibile. E come Associazione Veneta abbiamo messo in piedi alcuni incontri che riguardano un po' i diversi punti, insomma, dell'Agenda 2030. E questo è particolarmente importante vista la realtà del Veneto, perché già ne abbiamo parlato negli scorsi anni sull'ambivalenza, insomma, spopolamento da un lato, però anche, per esempio, mancanza di persone disponibili a lavorare dall'altro ancora il fenomeno invece del lavoro irregolare degli immigrati che non vengono regolarizzati, quindi è il segnale un po' insomma di una tensione sui temi sociali, sui temi economici nel nostro territorio.
Quindi è bene parlarne in maniera seria anche per cercare di individuare possibili politiche. Il nostro punto di riferimento è esattamente l'Agenda 2030 che, come sapete, prevede diciamo così 3 aree di sostenibilità che tutte e 3 riguardano poi anche il tema la sostenibilità sociale, quindi quella che permette che le persone abbiano tutta una serie di servizi, una serie di situazioni a livello sociale dal punto di vista sia dell'istruzione, dal punto di vista della presenza nel territorio, la sostenibilità di tipo economico, quindi il lavoro, la possibilità di lavorare in maniera seria, e poi la sostenibilità anche di tipo ambientale e territoriale, e anche questo c'entra con il tema dello spopolamento, perché è abbastanza evidente che poi i territori abbandonati e non abitati diventano anche facilmente territori degradati e territori abbandonati. Quindi nell'incontro che si farà oggi si parlerà di questo e se ne parlerà proprio in chiave di individuare i punti di connessione con il percorso di sostenibilità che, dicevo e concludo, come associazione veneta che aderisce anche all'associazione nazionale, l'ASVIS, noi stiamo portando avanti. Questo è il 4º incontro, ne faremo 5 in questo mese, il 4º incontro che facciamo su diversi temi, proprio per poi alimentare da parte delle istituzioni preposte, quindi abbiamo un confronto aperto sia con la regione, sia con diversi enti locali, comuni, sia con le realtà anche del mondo associativo dal punto di vista economico e sociale, territoriale e ambientale, per cercare di determinare anche diciamo evoluzioni positive verso la sostenibilità, conoscere la situazione attraverso anche una serie di lavori che stiamo facendo proprio di monitoraggio, per poter poi anche fare delle azioni che intervengano nel territorio in questo senso. Ecco, questo è un po' il senso dell'incontro di oggi, quindi io ringrazio gli organizzatori e anche l'università per questa disponibilità e assistiamo un po' insieme a questo approfondimento che sicuramente è molto utile. Grazie. Posso andare adesso? Grazie. Adesso no ancora. Per il secondo. Ecco. Prima è andato il secondo. Da casa vedete? Sì, Bene. Se scorro vedete? Vedete da casa? Che scorre? Si vede. Ok. Bene. Allora, questo funziona intanto. Chiedo scusa di non essere arrivata prima, ma appunto c'è stato questo inghippo nelle comunicazioni. Allora, Benedetta Castiglioni, geografa, vedo un po' di studenti di Scienze per il Paesaggio e anche tante altre persone. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Il mio punto di vista è evidentemente molto diverso. Io dati non ne mostro, no? Addirittura, a dire il vero, un grafico poi lo mostro. Il tema è paesaggi spopolati. Il tentativo è quello di cercare di dare qualche idea, qualche spunto di riflessione, qualche suggerimento a partire dalla chiave di lettura che, come dire,
uso di più, che è appunto quella del paesaggio, per andare oltre l'apparenza di ciò che si vede e per capire se mettendo insieme l'idea il concetto di paesaggio con il tema della sostenibilità possiamo, come dire, mettere a fuoco qualche riflessione. È un tema evidentemente molto, molto ampio, il rapporto tra paesaggio e sostenibilità è stato esplorato in molti modi, il rapporto tra paesaggio e popolazione anche, quindi insomma è un'intersezione in cui tirerò fuori soltanto qualcuna tra le molte idee possibili. Ecco, la prima cosa che mi viene in mente è dimostrarvi un paesaggio non spopolato, al di là del fatto che è un paesaggio a bassa densità di popolazione, possiamo dire. Ma perché non diciamo che è spopolato questo? Perché vediamo un paesaggio in cui è chiaro l'esito del popolamento. Quindi giochiamo un attimo per contraddizioni, ribaltando le espressioni e considerando il paesaggio come costruzione sociale, andiamo proprio a mettere in evidenza il fatto che nel paesaggio riconosciamo i modi con cui le risorse sono usate. Questi modi possono essere legati a tradizioni culturali e questi modi cambiano nel tempo a seconda delle trasformazioni economiche. Questo è sicuro. Allora diciamo che il paesaggio risponde sicuramente, è esito di un cambiamento che riguarda anche il numero di abitanti, ma riguarda contemporaneamente il modo in cui questi abitanti usano le risorse e quindi trasformano i territori. Possono essere cambiamenti permanenti, cambiamenti temporanei, e tutti questi modi ovviamente di usare le risorse riguardano le questioni della sostenibilità in termini sia ambientali, sia economici, sia sociali. E quindi proviamo a cercare di capire qualcosa non soltanto su quante persone abitano, ma come abitano, con un ragionamento forse più di carattere, ma sicuramente più di carattere qualitativo. Un'altra riflessione è che il paesaggio, come sanno bene gli studenti della magistrale, è quello che vediamo, ma anche come lo vediamo, cioè i significati che adesso attribuiamo. Il paesaggio è contemporaneamente la materialità, la realtà e i significati e i valori che essa assume, cioè l'insieme, e quindi questo riguarda l'insieme dei valori che attribuiamo a ciò che ci circonda, al mondo che abbiamo intorno a noi, ma riguarda anche le idee che abbiamo sull'uso delle risorse e idee che sono cambiate nel tempo. Vuol dire quali decisioni prendiamo, vuol dire anche in qualche modo che rapporti ci sono tra i diversi modi di osservare, i diversi modi di dare valore, i diversi pesi tra le diverse idee. Quindi c'è nel paesaggio c'è una dimensione politica che riguarda i diversi modi di usare le risorse possibili e quale tra questi prevale. Questa cosa la possiamo leggere dal passato al presente, ma nel presente possiamo provare a riconoscere anche quali sono i trend attuali, ma in qualche modo anche quali progetti abbiamo. E quindi se guardiamo questo tratto di Riviera Berica verso gli Euganei, non so quanta acqua ci sia qui adesso, non so bene, ma appunto ci possiamo chiedere se abbiamo sistemato bene la ciclabile in modo da fruire in un certo modo di questi luoghi. Dovremmo vedere l'autostrada che passa qua in mezzo, che è stato un progetto legato ad un certo modo di muoversi e quindi appunto di usare e gestire le risorse. Il tipo di colture, che anche questo cambia rispetto a tanti diverse questioni, cambia anche il diverso modo in cui usiamo o
a un certo punto facciamo poi fatica ad usare il versante, no? Quindi qua vediamo la parte in cui diciamo è popolata. Se noi voltassimo un pochino l'occhio potrebbe sembrare di essere in un luogo spopolato, perché lì facciamo molta più fatica oggi ad usare le risorse lì presenti. Ecco, quindi, tornando al titolo del seminario, cause, modalità e conseguenze dello spopolamento possono essere in qualche modo visibili o riconoscibili nel paesaggio, soprattutto se cerchiamo di andare oltre le apparenze. E quindi il paesaggio ci serve per non soltanto per descrivere un fenomeno, ma anche per provare a darne qualche interpretazione. Ci viene abbastanza facile, parlando di paesaggi spopolati, andare a osservare i paesaggi tradizionali, quelli che consideriamo paesaggi tradizionali in abbandono. Poi anche sul termine tradizionale, anche la nostra media montagna non è sempre stata abitata nello stesso modo, ma lo sapete molto, i demografi lo sanno molto meglio di noi. Ecco, e quindi individuiamo dei segni di una vitalità che adesso non c'è più. Terrazzamenti del canale di Brenta, in realtà qui questa immagine è interessante, è un'immagine che penso che abbia ormai 15-20 anni, quindi forse non è più così, ma vediamo la parte di terrazzamenti ancora utilizzati e quella invece di abbandono. Allora, nel momento in cui passiamo da una situazione di paesaggi popolati, abitati, in cui, come dire, c'è una modalità di rapportarsi con il contesto che si diffonde a tutto il territorio, che permette e che dà da vivere a delle comunità, ecco, nel momento in cui questo non avviene più, ne vediamo subito le conseguenze, ne vediamo subito le perdite. Vediamo delle perdite di terreni coltivabili che non sono più coltivabili, vediamo una perdita di varietà, perché alla fine troviamo un paesaggio che è tutto molto più omogeneo. Abbiamo una perdita di patrimonio immobiliare, abbiamo una perdita di segni culturali, penso al muretto a secco, il sistema di gestione dell'acqua, o questo è un altro sistema di gestione dell'acqua. Abbiamo una perdita anche di microambienti, questa è una pozza d'Alpeggio in Lessinia, sì, e abbiamo, possiamo anche, come dire, collegare a questo la perdita di carattere culturale in termini di memoria di questi luoghi. Però altri piccoli, come dire, segni con cui, sì, materiali attraverso cui si legge lo spopolamento. Se arriviamo a Tregnago in Val di Lasi e andiamo a vedere, insomma, abbiamo questa foto che in qualche modo ci prova a mostrarci chi abitava e coltivava in questi luoghi. Adesso ovviamente sto generalizzando e le cose potrebbero essere poi molto più analizzate più in profondità. E come sono questi luoghi oggi, no? Questa casetta qui, dove abitavano questi signori a inizio Novecento, è questa casetta qui. Certo che ricavare da vivere da questi pezzettini di terra non era certamente facile, e l'acqua potabile era in piazza a 1 chilometro abbondante di strada da fare con i secchi sulle spalle. Ecco, allora ci chiediamo se dobbiamo considerare necessariamente una perdita o quanto dobbiamo considerare la perdita, come dire, questa trasformazione, il paesaggio spopolato, o quanto questa trasformazione corrisponda anche, e quindi quello che noi appunto leggiamo come paesaggio spopolato, in realtà sia anche forse ci faccia riflettere sulla qual era la qualità della vita di chi abitava lì, di chi lavorava in quel modo, quali erano i rapporti economici, quali erano anche appunto i rapporti sociali in quel contesto, quanto anche quello che adesso noi vediamo bosco era appunto un versante terrazzato e forse ipersfruttato, con fenomeni di
di dissesto, fenomeni di erosione del suolo molto forti, anche legato proprio all'ipersfruttamento di questi terreni. Ecco, quando in un certo momento o nel corso dei decenni del Novecento questo modo di abitare diventa insostenibile, nascono anche delle alternative che poi a un certo punto sono spopolate anche queste. E allora qualche chilometro da qua, insomma nello stesso contesto, nello stesso comune, sempre Tregnago in Val di Illasi, nel 1924 viene costruito un grande cementificio che sembra essere il futuro di questi luoghi e limitare lo spopolamento. Il cementificio resta in vita attivo fino al 1973 e questo però è il grafico preso, non so se siano dati validi, ma insomma di solito sì, dell'andamento della popolazione a Tregnago, in cui evidentemente non è come dire, non è il cementificio che ha impedito che questo comune di media montagna, direi tra collina e media montagna, si spopolasse. Diciamo, sono solo così, alcuni spunti, alcune riflessioni, ma mi viene allora da provare ad allargare un pochino il discorso e ci sono delle questioni che vanno tenute presenti. Ci sono delle scale temporali, perché il paesaggio segue lo spopolamento ma con un certo ritardo, risponde allo spopolamento insomma con una tempistica che non è esattamente immediata, qualcosa si vede subito, qualcosa no. E poi vanno considerate le scale spaziali, ma neanche negli esempi che vi ho mostrato io, perché a fronte di un versante terrazzato completamente spopolato, abbandonato, il fondovalle, in questo caso del canale di Brenta, è popolato, quindi dipende a quale scala osserviamo il fenomeno. E un altro tema interessante, proprio parlando di paesaggi spopolati, è nel momento in cui c'è lo spopolamento da una parte, che cosa succede altrove? Perché allo spopolamento di Tregnago probabilmente corrisponde il popolamento della periferia veronese con la costruzione di un nuovo paesaggio, a questo punto popolato. Quindi quali sono i paesaggi reciproci, potremmo dire, tra quello spopolato e quello popolato? Qual è il modello del nuovo popolamento in nuovi paesaggi che nascono? Non che prima non ci fosse qualcosa qui, quindi in questa trasformazione del paesaggio, e anche in questo caso qual è il modello di questa trasformazione, qual è stato e anche in questi casi, adesso questo è davvero solo un esempio, ma la riflessione su quale modello e la sostenibilità di questo modello può essere interessante. L'altra riflessione è che cosa succede poi oggi a Tregnago sempre come esempio, in termini di uso di risorse dopo che cosa è successo di questi boschi, di queste aree che vengono abbandonate, perché si liberano per certi versi a un certo punto degli spazi per delle alternative di sfruttamento, di utilizzo. Quindi questi versanti su cui possiamo immaginare quei vecchietti che zappavano, dopo qualche decennio di abbandono, ci sono nuovi modi di coltivazione, nuove possibilità che portano anche in questo caso a nuovi paesaggi in cui le questioni della sostenibilità ci sono, secondo me, fortemente sollecitate, perché è una monocoltura, fatta in modo da creare problemi di stabilità, erosione del suolo, dissesto, perché è una monocoltura che non ha nulla di storico, tradizionale, di culturale. Questi merli sono messi soltanto per poter dire che vendono il vino del castello, ma il castello, se c'è, è altrove, non è certo questa nuova merlatura, perché non sappiamo se sia questo effettivamente che frena lo spopolamento, che fa sì che la popolazione di Tregnago oggi sia più o meno stabile.
perché chi lavora qui, chi guadagna da queste risorse, chi sceglie come coltivare, a chi vendere, dove guadagnare. In un paesaggio che complessivamente si trasforma sul fondovalle, si trasforma in alcune parti degli alti versanti, ma poi, come dire, ci sono delle situazioni di opposti in questi nuovi paesaggi che si creano molto forti, per cui troviamo la giusta posizione tra quello che ci appare completamente un'immagine di spopolamento e quello che ci appare un'immagine quasi di industrializzazione o di paesaggi che poi diventano quasi, pensando agli abitati, praticamente urbani. Un'altra riflessione, però, secondo me, sempre partendo dal paesaggio e anche dalla sua dimensione appunto immateriale, riguarda il modo in cui ricordiamo, rappresentiamo o valorizziamo i paesaggi che una volta erano popolati e che oggi non lo sono più. In qualche modo questo va a chiamare in causa il modo in cui guardiamo al passato e ci chiediamo quindi qual è il ruolo del passato nel presente. In alcuni casi abbiamo una mancanza proprio di capacità di osservazione, in altri abbiamo un racconto edulcorato del passato, per cui tradizionale uguale necessariamente sostenibile. In altri casi abbiamo una riscoperta, una valorizzazione e una narrazione di questo patrimonio che tiene conto di tutta la sedimentazione di memorie. Questa immagine è un'immagine di un lavoro fatto con le scuole del canale di Brenta alcuni anni fa, e questo è un disegno di un ragazzo e questa è la sua didascalia. All'epoca la principale risorsa economica della valle era la coltivazione del tabacco. Insomma, lui disegna i terrazzamenti, non tanto ripidi in questo caso, ma insomma questa è la sua osservazione. Al giorno d'oggi non è più così, la maggior parte dei terrazzamenti ospita orti, frutteti e vitigni, forse perché proprio la maggior parte dei terrazzamenti non la vede proprio più perché è sommersa dal bosco. Ed è un bellissimo spettacolo per i turisti che ogni giorno attraversano la nostra valle. Allora, non sono sicurissima che ci siano ogni giorno centinaia di turisti che attraversano il canale di Brenta, né che ecco, lo spettacolo, cioè se dobbiamo avere quello che bisogna mostrare del nostro bel paesaggio, cioè quello che cosa ce ne dobbiamo fare del nostro bel paesaggio, è mostrarlo ai turisti. Quindi un po' di banalizzazione di stereotipi, ecco che è arrivata la pioggia. Un altro disegno in cui è interessante vedere che la casa diroccata esprime tristezza, ecco questa è un'osservazione interessante. È un po' più problematico dire che si trova sulle montagne di Campolongo sul Brenta in mezzo alla natura, proprio per tutto quello che abbiamo detto poco fa, o forse proprio perché è una casa, insomma, non so. E anche spero che nelle nostre montagne non ci siano altre case ridotte in questo modo, forse non è proprio una grande capacità di osservazione. Ma insomma c'è tutta la spontaneità dei ragazzi. Questo è il riassunto veloce di un lavoro fatto con invece un'altra classe, in cui in questi casi gli insegnanti sono andati forse un pochino più a fondo nel guardare i terrazzamenti, per cui tutta la tecnica di costruzione della masiera, del muro di sostegno, insomma, ne mostra la complessità, l'articolazione, le questioni coinvolte legate al suolo, alla roccia, al drenaggio dell'acqua, eccetera, la misura del terrazzamento, ma poi anche le parole da associare, in cui oltre a sole, natura, speranza e attesa ci stanno anche fatica e lavoro. Quindi una lettura della memoria un pochino più, direi, complessificata. Paesaggi, chiudo, tre sollecitazioni velocissime. I paesaggi spopolati sono paesaggi in cui del rewilding, di questo parlerà Davide Pettenella tra poco,
quello che penso è se osservare i paesaggi rinaturalizzati in questo gioco tra natura, tra antropizzazione, rinaturalizzazione, nostra osservazione, problematiche legate alla fauna, eccetera, se tutto questo può rimandare anche ad un pensiero, forse oggi necessario, di una prospettiva di superamento di una dicotomia stretta tra ciò che è umano e ciò che non è umano. Ma adesso la butto lì solo proprio come provocazione. Un'altra provocazione riguarda alcuni paesaggi di spopolamenti che sono forzati. Possiamo pensare a tantissimi altri esempi anche molto attuali e molto che insomma che ci possono, come dire, sì, insomma, sicuramente non banali. Questo è Vallesella di Domeggia di Cadore ed questo è Vallesella. Ho detto no, non è Vallesella, è una fontana in mezzo al prato. No, qui c'era Vallesella. Vallesella non c'è più perché quando hanno costruito la diga del lago di Centrocadore, hanno riempito il lago di Centrocadore, il riempimento dell'acqua ha attivato delle falde sotterranee che ha creato nel contesto dei gessi che stanno qui sotto, nel sottosuolo, ha creato ha riattivato dei sistemi carsici molto antichi che hanno creato dei vuoti nel sottosuolo creando crolli delle case o sì, crepe, insomma, le case non sono state più abitabili. Questa cosa ha fatto sì che Vallesella gli abitanti di Vallesella si siano costruiti una casa altrove, con un rapporto sempre molto conflittuale, di un conflitto, insomma, con tutta una serie di pesi e contrappesi, ecco, su cui sarebbe interessante, a cui si potrebbe dedicare molto più attenzione, proprio nel rapporto tra gli abitanti, il comune e dopo. Abbiamo altre situazioni molto più note, ma ci sono tanti racconti appunto di questo sfruttamento di energie rinnovabili, perché l'idroelettrico è un'energia rinnovabile, in cui però, come dire, qui c'è stato quasi, perché dico mascherato? Perché la forzatura dello spopolamento è mascherata. Questo sembra un bel parco con una bella fontana, in realtà è un paese che è stato costretto ad andarsene. Ultima provocazione, lo spopolamento forzato di Venezia a causa di un popolamento temporaneo, ma davvero non dico niente di più su questo. Vabbè, questa idea che osservare i paesaggi ci permetta di immaginare anche il loro futuro. Questa è l'attività che stiamo facendo con questo progetto che riguarda tutte le scuole secondarie del Veneto, cioè tutte quelle che vogliono aderire. Si chiama Inventiamo il paesaggio, che parte proprio da una osservazione di un paesaggio vicino a cui di cui ci si sente di prendere cura e di immaginare un futuro, individuando anche quelle che possono essere le scelte e le azioni da svolgere per cambiare un trend di un paesaggio appunto che da popolato vediamo che è stato spopolato, ma questo non è il punto d'arrivo, questo è un punto di nuova partenza e ciò che conta è come vogliamo procedere per un nuovo popolamento o un diverso utilizzo delle risorse. Mi piaceva chiudere con questo sguardo al futuro, a cui associo lo sguardo al futuro sul cementificio di Tregnago, tanto perché c'è anche questo, perché appunto ragionare sulla sostenibilità vuol dire porsi obiettivi e guardare al futuro. Basta. Grazie per l'attenzione.
Da casa mi date una conferma che vedete? No, Sì, vediamo. Perfetto, grazie mille. Scusate l'inghippo, grazie dell'invito. Sono Davide Pettenella, mi occupo di economia e politica forestale al Dipartimento Territorio, quindi per me oggi sono in gita in centro città, poiché la mia sede normalmente è in quel di Legnaro. Mi è stato chiesto di integrare le due belle presentazioni precedenti con alcune considerazioni legate all'ambiente naturale, alla biodiversità. Vedrete che le connessioni sono diverse, evidentemente con i problemi economici dello spopolamento della montagna e quindi anche con gli impatti paesaggistici. La presentazione è stata preparata con il mio collaboratore Mauro Masiero. Ecco, diciamo che ci sono due temi di grande attualità quando parliamo di cambiamento delle condizioni ambientali, proprio anche in una dimensione molto vicina alla sensibilità delle persone. Si parla molto di inselvaticamento e di rewilding e si parla molto anche di specie esotiche invasive, no? Il riferimento è alle notizie di stampa sul problema dei grandi mammiferi nelle nostre montagne, da una parte, e della diffusione di animali, specie aliene come la cimice asiatica, il granchio reale, le nutrie. Ecco, questi due fenomeni che così prendono l'attenzione dei mass media e quindi anche della gente comune sono soltanto la punta di un iceberg di problemi molto molto maggiori. Eppure questi due fenomeni sono due fenomeni che hanno le stesse radici, ma una interpretazione, una percezione superficiale abbastanza diversa. Da una parte si esalta il rewilding, addirittura sappiate che c'è il World Rewilding Day in cui si festeggia annualmente i processi di rewilding. E dall'altra ci possiamo imbattere in messaggi di questo tipo, if you see them, squash them, nel senso il male assoluto proprio da evitare. E esaltazione e demonizzazione di due fenomeni, appunto due punte di iceberg che hanno gli stessi driver, cambiamenti climatici in primis, l'esodo dalle aree marginali e la concentrazione urbana e cambiamenti di uso del suolo, con l'abbandono soprattutto dell'agricoltura di montagna. Cambiamenti climatici hanno una dimensione globale che interessa evidentemente anche l'Italia e il nostro paese. I cambiamenti di uso del suolo sono elementi caratteristici della scala locale e già il primo intervento del professore Della Zuanna vi ha dato l'idea che anche il concetto di modello Italia è un concetto debole, perché poi confronti la realtà altoatesina con quella veneta e ti trovi di fronte a contesti molto diversi. Quando parlo qua di modello Italia, penso a un modello che è tutto tranne il Trentino Alto Adige, che molto si assimila con la realtà delle altre zone alpine e soprattutto dell'Appennino. Ecco, quindi due iceberg che sono alla base delle considerazioni che voglio farvi adesso, con un taglio parziale, ma siamo nella prospettiva del condividere e integrare conoscenze, che è il taglio del studio delle dinamiche socio-economiche e in particolare con un'attenzione alla discussione di questo termine così popolare che è rewilding. E nell'organizzare le cose che voglio dirvi, ho pensato di avere tre momenti. Prima qualche dato di contesto, soprattutto nazionale ma anche veneto, poi parlare delle due macro tipologie di rewilding, il rewilding cosiddetto che io chiamo passivo e quello attivo, e alla fine qualche messaggio da portarsi a casa come elemento di riflessione. Qualche dato di contesto. Siamo il paese dell'Unione Europea con la maggiore biodiversità. Non si vede la presentazione. Me l'aspettavo, ma adesso interrompi condivisione, facciamo un'altra presentazione. ecco qua. No, lei prima una presentazione. Ah, ah.
Adesso si vede? Si vede il passaggio? Adesso non vediamo proprio niente. Abbiamo fatto un passo indietro per farne 2 in avanti. E adesso? Adesso si vede. Si vede anche il movimento? Sì. Perfetto, bravissima. Non ci fossero le donne. È la terza volta che lo dico oggi. Eh, Bene, vi dicevo, l'Italia è un paese della biodiversità. Abbiamo il 50% delle specie vegetali e 1/3 delle specie animali d'Europa. Abbiamo una quantità di habitat incredibile. Io faccio sempre una battuta ai miei studenti forestali, dico, poveretti voi, dovevate andare a studiare selvicoltura in Finlandia, perché ve la sareste cavata con 3 specie. Da noi invece, come minimo, dovete sapere la selvicoltura di 20 specie diverse, no? E qua sono dati che confermano quanto appena detto. Perché questa grande biodiversità? Perché l'Italia, anche se gli italiani non lo sanno, è un paese montano ed è un paese delle aree interne ed economicamente marginali. E questi dati di confronto in base alla classificazione Eurostat delle zone montane ve lo danno chiaramente questa percezione media dell'Unione Europea 32% di territorio montano, l'Italia 66%. Questa è una classificazione diversa da quella che conosciamo dell'Istat e delle zone amministrative montane, però il messaggio è esattamente lo stesso. Ma siamo anche un paese di elevata concentrazione di popolazione nelle aree urbane. Ecco, perché diciamo che l'Italia è il paese delle 100 medie città, però le 100 medie città, che anche qua sono in parte rappresentate, comunque rappresentano un bel livello di concentrazione urbana. E siamo un paese quindi che ha molte aree residue, che giustamente ha fatto su queste aree una politica molto avanzata, almeno dal punto di vista della delimitazione amministrativa, molto meno della un paese di grande estensione di aree protette, 11,8 milioni di ettari. E il cuore di buona parte di queste aree protette è costituito da foreste, da boschi, che costituiscono anche il cuore della rete Natura 2000. Ed è importante capire che tutti questi dati, queste informazioni sono collegate a 2 identificazioni abbastanza forti. Foreste uguale montagna. Ecco, facendo riferimento alla classificazione Istat di pianura, in Italia il 5% delle foreste sono in pianura, il 95% sono in zone collinari e montane. Ed è un'identificazione che noi diamo per scontata per la nostra ordinaria percezione del territorio, ma tenete in considerazione che non è così in altri territori, come per esempio in Germania, che ha la nostra stessa superficie forestale. Bene, queste erano qualche informazione di contesto e adesso guardiamo la prima tipologia di rewilding. Rewilding come non scelta, un rewilding passivo. Ecco, l'italiano in questo caso è più, penso, espressivo dell'inglese, perché mentre rewilding è rewilding senza grandi variazioni nella lingua anglosassone, noi abbiamo una percezione, traduzione di rewilding in negativo, che è quella dell'inselvaticamento, o se volete, in termini economici, dell'estensivazione. Estensivazione che si porta dietro problemi di miglioramento, ma anche di peggioramento della biodiversità. 1/3 del territorio, ben di più in effetti, secondo le ultimissime statistiche, come abbiamo visto, è forestale. E queste foreste, ed è importante ricordarlo, non derivano da un'azione specifica, esplicita di rimboschimento, né da una pianificazione voluta a livello centrale o regionale, ma derivano da un fenomeno conseguente all'abbandono dell'agricoltura e soprattutto dei pascoli montani, dei prati e delle coltivazioni. Ecco, quindi un fenomeno a cascata implicito. Gran parte di questo patrimonio forestale è in condizioni di abbandono.
Ci sono due dati che sono abbastanza impressionanti. Sono il dato dei 11,2, praticamente 12 milioni di ettari di bosco dell'inventario, e poco superiore ai 2 milioni di ettari del censimento dell'agricoltura, che registra le foreste all'interno di aziende attive, anche se le foreste in queste aziende attive possono non essere attive, pubbliche e private. Di mezzo abbiamo quella che in molti casi potremmo chiamare res nullius, terra di nessuno. Pensate che il 15,3% delle foreste non ha un piano di gestione. Pensate che la più grande foresta italiana, che è Tarvisio, gestita dal CUFA, i carabinieri forestali, siamo l'unico paese ad avere questa situazione assolutamente incredibile. Tra l'altro i carabinieri la portano come elemento positivo, io penso che sia un elemento critico, di avere l'autorità di gestione del patrimonio demaniale forestale sotto le mani, sotto la responsabilità del Ministero della Difesa, che vi dà l'idea anche di un printing culturale istituzionale che privilegia la logica del proteggere, come se l'Italia fosse ancora l'Italia dell'inizio del secolo, dopo i grandi processi di devastazione che abbiamo subito alla fine dell'Ottocento. Bene, la più grande foresta d'Italia, oltre i 20.000 ettari, ha 12 piani di gestione, 9 di questi sono scaduti nel 2015 e non più rinnovati. Lo scorso anno, come forse qualcuno di voi, abbiamo celebrato il secolo della legge forestale italiana, la legge Serpieri, quella che ha istituito il vincolo idrogeologico e l'obbligatorietà per tutta la proprietà forestale pubblica di avere un piano di gestione. I carabinieri forestali incapaci di rispettare la legge sulle aree di propria competenza. Ecco. Questo quindi è quello che chiamiamo rewilding passivo. Dire che non c'è un piano di gestione, dire che non vengono tagliati alberi, oppure che vengono tagliati così. Vengono tagliati gli alberi in quelle condizioni legate all'uso civico, perché l'uso civico è così richiesto e così consolidato che almeno questo viene fatto. Però non c'è un'idea gestionale, che fra l'altro in un territorio come quello, che è un territorio dove c'è anche grandissima importanza della tutela della biodiversità, Area Natura 2000 e grandissimo impatto del turismo, ivi compresa una domanda forte di espansione del turismo invernale, è un grave deficit. Ecco, questo lo chiamiamo rewilding passivo, inselvatichimento, ed è interessante, qua sto parlando con statistici, quindi con persone che penso amino queste relazioni numeriche, ricordare che dal 2021 abbiamo avuto un cambiamento di uso del suolo in Italia molto significativo, una svolta. Secondo le elaborazioni fatte col database UTI, che è il database di land use più aggiornato che abbiamo in Italia, cioè la superficie forestale, questi quasi 12 milioni di ettari, sommate le praterie e pascoli, 1,72 milioni di ettari, ha superato per la prima volta, da quando si ha memoria storica statistica del territorio italiano, la superficie agricola utilizzata. Siamo più un paese forestale che un paese agricolo. Ed è interessante come dato. Ivi, tra l'altro, compresa l'arboricoltura da legno, la piopicoltura, introdotta nella seconda categoria, insieme alla SAU, cioè i territori a più alto livello di antropizzazione, i territori rurali a più alto livello di antropizzazione. E anche un dato che vorrei ricordarvi, perché è utile dare l'informazione corretta, soprattutto in un ambiente come l'università. Noi tutti abbiamo grande sensibilità, io stesso sono una delle persone che dipende ogni anno dalla pubblicazione da parte dell'Istat del volume sul consumo del suolo. Ecco, gli ultimi dati sul consumo del suolo di ISPRA ci danno questo dato negativo da tenere in considerazione di 7.700 ettari di territorio urbanizzato all'anno. Bene, questi 7.700 ettari sono ben poca cosa rispetto alla dinamica di crescita media annuale rilevata dall'inventario, che è di 58.700 ettari ed è una dinamica ancora attiva.
di crescita della superficie forestale a spese dei terreni agricoli. Volevo riportarvi soltanto i dati per il Veneto, che sono abbastanza impressionanti. Ecco, le aziende agricole che sono passate dal 2000 176.000 al 2020 36.000, con una perdita del 32% del numero delle aziende dal 2000 al 2010 e del quasi l'80% nell'ultimo ventennio. È un dato impressionante, che si accompagna a una diminuzione meno radicale, e per questa ragione è aumentata la superficie media delle aziende agricole, della SAU, della superficie agricola utilizzata, che però è una diminuzione significativa, da 914.000 ettari nell'82 a 800 e passa nel 2020. In pratica abbiamo perso più dell'11% del territorio agricolo dal 1980 e nell'ultimo ventennio abbiamo avuto 2.144 ettari di SAU in media persa all'anno a fronte dei 739 ettari del consumo del suolo. E anche qua vedete le due dinamiche realmente molto diverse. Consumo del suolo, notate bene che però non ha riguardato i territori di montagna. E qua la cartografia vi dà già l'idea, anche per quel poco che abbiamo avuto di consumo del suolo in trasformazione urbana nella realtà della provincia di Belluno, ha interessato la Val Belluna, l'asse proprio evidentissimo, quindi questi 739 ettari persi riguardano tutto tranne che il territorio di montagna. Ecco. E cos'è allora che ha costituito il motore dell'espansione della superficie forestale veneta? È stato l'abbandono dei prati permanenti, dei pascoli. Questa è la dinamica nell'ultimo ventennio, da 160.000 ettari a 120.000 ettari, 40.000 ettari e passa persi nel ventennio, 2.000 ettari all'anno abbandonati. E noi sappiamo bene, lo sanno bene i selvicoltori, i biologi, gli ecologi forestali, che un prato abbandonato dopo 4-5 anni è anche dal punto di vista statistico già classificabile come foresta per i processi di espansione naturale delle foreste. Quindi un processo non pianificato. Renato Riva mi deve offrire uno spritz. Perfetto. Ecco, è interessante ricordare che è un processo non pianificato, ma anche non conosciuto. Mi rifaccio a un'indagine che abbiamo fatto qualche anno fa per capire la disponibilità a pagare dei veneti, montagne e pianura e collina, rispetto a interventi, queste 5 categorie di interventi di gestione delle foreste di montagna. Allora, migliorare la struttura delle foreste era una delle domande e delle opzioni, l'assorbimento di carbonio, biodiversità da migliorare, da difendere, condizioni del paesaggio da riequilibrare, coltivi, prati, pascoli, foreste, e ricreazione in foresta. Preferite avere delle attività ricreative meglio strutturate, organizzate, cartellonistica, sentieristica, aree picnic e così via. Non sto a darvi indicazioni specifiche sulla tecnica, vi do soltanto i risultati, anzi ve ne do soltanto alcuni. Ecco, con nostra grande sorpresa, la disponibilità a pagare, mentre è significativa per la fissazione di carbonio e per i servizi ricreativi, per quello che riguarda la struttura del bosco, cioè avete la disponibilità a pagare per un riequilibrio del paesaggio, era nulla. E la gran parte delle risposte era: ma perché abbiamo un problema di diminuzione dei pascoli e di aumento delle foreste? Ma le foreste non stanno diminuendo? Questa era la percezione della maggioranza degli intervistati. Interessante anche sul discorso della biodiversità. Avete disponibilità a pagare? Qua si ipotizzava una tassa da imporre alle famiglie per la tutela della biodiversità. No, perché la tutela della biodiversità è una responsabilità dell'amministrazione pubblica, dello Stato. Non deve essere a carico dei cittadini.
Un processo non pianificato anche guardando al fatto che abbiamo da fronteggiare alcuni problemi ambientali veramente seri, quelli delle specie arboree invasive. Una visita ai nostri colli è un'esperienza fantastica da questo punto di vista. Questo un riferimento a quelle principali nel Veneto, senza parlare delle specie animali invasive. Qua sappiamo che ci si spende anche politicamente. Notate bene che nel piano che ho controllato oggi di eradicazione delle specie invasive non era ancora contemplato il granchio reale blu. Questo per dirvi che questa è una novità e questo fenomeno è in continua espansione, senza poi fare riferimento alle specie che non sono classificate formalmente come animali invasive, ma non sono sotto controllo: cinghiale, cervi e daini. Tutto questo significa maggiore vulnerabilità a incendi, tempeste, inondazioni e attacchi di insetti. E il Veneto è stato un pochino una regione indice di questi fenomeni. Io facevo la battuta che se l'organizzazione che presiede alla gestione del problema dei cambiamenti climatici avesse un ufficio stampa e avesse dovuto fare una campagna di comunicazione, la campagna di comunicazione che ha fatto per il Nord-Est Italia negli ultimi 5 anni sarebbe stato un esempio di eccellenza, perché ogni anno siamo stati bastonati con un fenomeno eccezionale, un evento estremo che ci dava la multidimensionalità di questa grande problematica. La tempesta Valle nel 2018, gli incendi boschivi nel 2020, che noi in campo forestale abbiamo giudicato il 2020 l'annus horribilis. Ogni 150 anni ci vuole questa botta di incendi. Nel 2021 l'anno horribilis è stato superato di gran lunga. Con 170.000 ettari distrutti siamo in media su intorno ai 60-70.000 all'anno. No, questi dati 170.000 sono nazionali, però il fenomeno c'è stato anche nel Veneto. Il fenomeno Vaia e il fenomeno Bostrico sono fenomeni del nord-est Italia. E questi sono fenomeni che stiamo... Il Bostrico, l'espansione del Bostrico, non tutti sono del tutto d'accordo che il fenomeno sia in forte riduzione. E evidentemente anche alcuni problemi sociali. Tra i tanti, il problema delle zecche è un problema importante, perché è un problema anche di accessibilità turistica, soprattutto estiva, nelle nostre montagne. E vedete, Belluno è la provincia europea dove abbiamo i maggiori problemi di zecche TBE in particolare, e vedete che il fenomeno adesso sta uscendo dalle aree naturali. Problemi di comunicazione, problemi di informazione, problemi di gestione di attività economiche importanti come il turismo. E permettetemi di dire, guardando al sito ufficiale della provincia autonoma di Trento, che di progressi in questo campo ne dobbiamo fare e di elementi di chiarezza li dobbiamo raggiungere. Allora, i turisti non vengono più in Trentino per paura dell'orso. Questo è il messaggio dell'amministrazione provinciale, che poi giustifica l'abbattimento degli orsi confidenti, cosiddetto. Poi uno legge il testo e legge, in base a un'indagine fatta, il 78% degli intervistati si è dichiarato maggiormente interessato a una vacanza in Trentino proprio per la presenza dell'orso. Ed è proprio vero questo, perché ci sono state alcune realtà locali della montagna che hanno utilizzato lo strumento del lupo e dell'orso come strumento di promozione nella logica del rewilding. Venite nei nostri territori che sono selvatici. Certo, una cosa è un basso livello di marketing e di comunicazione da parte di un ente locale, altra cosa è che nel sito della provincia ci sia nella stessa pagina questo doppio messaggio. Questo per dirvi quanta poca chiarezza e progresso dobbiamo fare in comunicazione. E infine tutto questo processo di abbandono non gestito evidentemente significa anche mancati potenziali vantaggi.
permettetemi una volta in maniera specifica di entrare nel mio campo particolare, che è quello dell'economia forestale. Forse non tutti sanno che l'Italia è il più grande importatore al mondo di legna da ardere. Ora, la legna da ardere viene spesso associata con l'idea di interveniamo in un bosco per migliorarlo, per ridurre il materiale morto, anche per ridurre il problema degli incendi, per diradare il bosco, rigenerarlo e così via. Quindi il mercato della legna ardere si porta dietro tutta una serie di esternalità positive. Ecco, il fatto che dipendiamo dall'est soprattutto in questo mercato è abbastanza significativo. Vedete il record della posizione italiana. E qua esagero, ma voglio solo darvi questo messaggio perché penso che sia abbastanza convincente. Se stimiamo tutto il legname che tagliamo a fini industriali dai boschi italiani e lo confrontiamo col legname che recuperiamo post consumo e dai residui della lavorazione industriale, il primo è meno della metà del legname che va alla nostra industria. Di fatto l'idea di una filiera foresta-legno è in Italia da rovesciare. Le vere aree che producono legname per il settore industriale sono l'Interland di Milano, la Brianza, Torino, dove abbiamo efficienti sistemi di raccolta del macero e degli scarti della lavorazione dell'industria del legno, e non tanto il Comelico, il Cadore, la Valpusteria e così via. Queste hanno un ruolo nettamente inferiore. Bicchiere vuoto, bicchiere mezzo pieno. Il mezzo pieno è siamo già nell'economia circolare, ma molto molto avanzati, abbiamo già raggiunto gli obiettivi che l'Unione Europea ci ha imposto al 2030 nel settore del legno. Il mezzo vuoto è ma che ne facciamo dei nostri boschi? Li lasciamo invecchiare, aumentare la vulnerabilità e diventare sensibili a incendi, tempeste e insetti. Ecco, questo è il quadro accentuato nei suoi caratteri negativi del rewilding come non scelta, proprio dell'inselvatichimento. Poi abbiamo il rewilding come scelta politica esplicita di protezione della natura, il rewilding attivo, quello che possiamo denominare con un nome più corretto rinaturalizzazione, con due obiettivi: la mitigazione del clima e la tutela della biodiversità, e con tante belle idee che circolano. Da noi al campus parliamo moltissimo di nature based solution, soluzioni basate sulla natura, cioè risolvere problemi legati a quelli che abbiamo avuto stamattina, questa notte, ma in genere problemi legati alle ondate di calore, alla gestione del ciclo dell'acqua, del verde urbano, con soluzioni basate sulla natura e non con le soluzioni basate tradizionalmente su opere ingegneristiche. E qua c'è un fiorire di idee, di iniziative che vanno dal bosco verticale appunto alle aree verdi per aumentare il livello di benessere della popolazione locale, diminuire il livello di stress, aumentare i contatti diretti con l'ambiente naturale. Ecco. E qua in effetti sul concetto di rewilding si può andare un po' più sul fino, ricordando che esiste una definizione di rewilding come ripristino dei processi naturali che si sarebbero verificati in assenza di attività umane, e questa è la grande eccezione in positivo del rewilding. Abbiamo anche l'idea nata dagli Stati Uniti, che si sta adesso diffondendo in Europa, della proforestation, cioè l'arresto della gestione forestale per consentire lo sviluppo spontaneo. È qualcosa che si possono permettere molti paesi, come appunto gli Stati Uniti, i paesi scandinavi. Blocchiamo la gestione forestale e innestiamo, indipendentemente dallo stato naturale della formazione, un processo di inselvatichimento, e lo osserviamo. E infine c'è il rewilding come ripristino del suolo, e qua ovviamente il riferimento è la Nature Restoration Law, che non siamo riusciti ad approvare sotto questa legislatura, e vedremo se riusciremo ad approvare nella prossima, ecco, che è molto più ampia come concetto, perché riguarda anche aree che non sono forestali. Bene, qua è interessante un caso di studio esemplare che vorrei farvi, che è quello della foresta del Cansiglio e come abbiamo gestito questo rewilding attivo.
Allora, la foresta del Cansiglio è una foresta modello, la foresta dell'Arsenale per la produzione di remi, spaccando il faggio. Però anche una foresta di abete bianco, abete rosso, ben gestite tradizionalmente, piano di gestione, foreste certificate PFC e così via. La foresta è circondata da aree dove si esercita una forte attività venatoria, e voi capite che gli interessi venatori sono anche interessi elettorali, e i cervi non sono proprio del tutto cretini, poiché in Cansiglio è vietata la caccia. Con il tempo hanno preferito vivere e riprodursi in Cansiglio, e la popolazione del Cansiglio è passata negli ultimi 20 anni da 800 a 3000 capi. Bellissimo, soprattutto per il turismo, bramito di cervi, attrazione turistica, aziende agrituristiche, bar bianco, vendita del formaggio biologico. Ecco, il piccolo problemino che i cervi erano così tanti che hanno cominciato a distruggere tutta la rinnovazione naturale. E la gestione del bosco del Cansiglio è progressivamente diminuita, crollata, perché non si poteva, anche per una questione di costo, cintare le aree di rinnovazione, e non si poteva difendere dal morso dei cervi la rinnovazione naturale. Quindi fare anche una piccola tagliata significava avere poi un'area a raso senza rigenerazione naturale, rovinando anche quell'impostazione selvicolturale vicina alla natura che è un vanto, un orgoglio dei bravi forestali di questa regione. Ecco. Di fatto abbiamo fatto un trade-off e abbiamo sacrificato la gestione forestale, e qua c'è quel discorso di formazione e di educazione di cui vi dicevo prima, per tutelare gli interessi della presenza massiccia dei cervi. Ecco, un caso assimilabile a una proforestation, decisione esplicita: non gestiamo il bosco. Molti visitatori, molti fotografi, grande attività economica, un cambiamento dell'area dell'attività economica, perché i cervi così numerosi e aggressivi hanno incominciato a danneggiare, a utilizzare i prati e i pascoli utilizzati sotto sistema di agricoltura biologica per produrre formaggio biologico venduto dal bar bianco in vendita diretta. Tant'è che molte delle aziende biologiche hanno cominciato o a riconvertirsi al non biologico o a importare a costi molto alti e poco conveniente come attività fieno biologico extra Cansiglio. Quindi immaginate i conflitti sociali non gestiti, ed ecco qua la soluzione: i lupi. Benvengano i lupi, un esito felice, l'arrivo non pianificato dei lupi ha ridotto la popolazione di cervi. E con la riduzione della popolazione di cervi, che è ritornata entro standard ragionevoli, adesso ricominciamo a fare attività forestale. Ecco. Questo è un buon esempio di come non si fa politica per la montagna. Effettivamente quello della gestione degli erbivori è un problema grosso, grande, chiave. Vi riporto questa copertina di Science, la versione internazionale ma anche la versione italiana, che era proprio recente, centrata su questo: la gestione degli erbivori come punto assolutamente critico delle politiche di tutela delle aree protette, delle aree sensibili dal punto di vista ambientale. E qua voglio farvi una domanda un po' provocatoria, e proprio per farvi ragionare. Lo scorso anno l'Italia è ritornata ad essere importatrice netta di prodotti alimentari. E ovviamente tra questi prodotti alimentari ci sono tutti quelli della filiera della carne e del latte. E allora la domanda è: ha senso che noi importiamo, e siamo grossi importatori, di carne e di cuoio dal Brasile, e tenete in considerazione l'attività zootecnica è il primo driver della deforestazione in Brasile, e l'Italia, secondo stime che abbiamo fatto in Dipartimento, è responsabile di circa 35.000 ettari di deforestazione
a seguito della propria importazione ogni anno. Ecco, ha senso che noi importiamo carne dal Brasile e non gestiamo la zootecnia di alta montagna e di qualità in questo contesto. Ecco, gestendo attivamente il processo di rewilding. Abbiamo degli esempi positivi. Uno dei tanti meriti che periodicamente l'Università di Padova accumula è anche quella di essere stata dietro a questo progetto EIPAGRID di innovazione, che ha vinto quest'anno il premio per l'innovazione nel campo agricolo, ed è il progetto Ship Up per la sperimentazione, la reintroduzione nel bellunese di 6 varietà delle pecore autoctone che ci servono per gestire i pascoli, ci servono per rivalorizzare una linea economica di reddito e quindi mantenimento della popolazione e tutte le conseguenze in primis sul paesaggio che potete immaginare. Finisco facendo un riferimento anche a un altro aspetto abbastanza interessante. Sono un economista, quindi ho anche questa deviazione verso le tematiche del marketing. Il rewilding può essere anche cavalcato, potrebbe essere anche cavalcato in relazione agli importanti cambiamenti che abbiamo sul lato della domanda. Avrete sentito parlare delle diverse sistemi di classificazione nel marketing, facciamo delle generazioni che si susseguono. Ecco, queste ultime generazioni, dalla generazione X in poi, sono caratterizzate da una forte presenza di quelli che vengono chiamati consumatori LOAS. Sono i consumatori che hanno una serie di valori specifici di riferimento e di orientamento nelle loro scelte di consumo. Il greening in generale, la salute, l'origine, la solidarietà, il no animal cruelty e il localismo. Sono valori un po' talvolta anche un po' contraddittori. Le banane del commercio ecosolidale biologiche. Ma insomma, è vero che c'è una fetta crescente di persone che si orientano nelle loro spese di consumo, giustamente rispetto a questi valori, e fanno delle scelte che privilegiano il wild. Allora in Italia produciamo... Questa notizia è venuta fuori perché c'è stato un articolo sul New York Times, perché ci sono dei ristoranti nel New York Times che comprano uova di selva che provengono dalla Valtellina, uova selvatiche, galline allevate in selvatico. Ci mettono una notte, certo. D'altronde è come i fagiolini che noi importiamo da Addis Abeba e che ci ritroviamo qua sui mercati, o i fiori che vengono dal Kenya. C'è un mercato in forte espansione della wild meat in centro-nord Europa. Ci sono le piante alimurgiche medicinali, fra l'altro noi qua nel Veneto abbiamo Unifarco che ha scoperto adesso per esempio un farmaco abbastanza efficace che si ottiene con la corteccia dell'arice tagliato nello zoldano. C'è il grande interesse verso il foraging, il raccogliere erbe, la riscoperta di prodotti selvatici, la manna, la resina di pino, di nuovi tipi di prodotti che hanno conquistato i mercati del nord Europa, per esempio l'acqua da estratti, l'acqua di betulla. In Inghilterra ci sono almeno 6-7 marche diverse di questi tipi di acqua. E poi parliamo di frutti di bosco, menta selvatica e così via. I prodotti non finiscono. Ecco. Quindi abbiamo un processo di riscoperta della wilderness, anche con aspetti abbastanza positivi, collegati al valore del rispetto della natura. Riscopriamo le nostre radici francescane, no? della confidenza reciproca uomo-lupo e uomo-orso. Però abbiamo anche la deviazione del consumismo della wilderness. Parliamo di wilderness luxury, del enjoy wilderness, del fare basso sfruttamento dell'idea di ambiente wild. Ora, se c'è un ambiente artificiale che ahimè è presente anche in montagna,
sono i campi da golf, tra i più artificiali in assoluto, bombe chimiche. Ecco, che ci sia un golf club che si vende come chemical free e da privilegiare perché protegge un passero raro, vi dà un po' l'idea di questo wilderness luxury. Ma vi dirò di più, stiamo parlando di Pleistocene rewilding, stiamo parlando di ricostruzione di aree protette negli Stati Uniti, ma addirittura in Russia, dove le distese di aree protette sono dove fare esperimenti di de-estinzione, cioè di reintroduzione di animali rari in fase di diminuzione e addirittura con sperimentazioni genetiche per incroci tra materiale genetico che è stato ritrovato in depositi e mammiferi di grandi dimensioni attuali. Ecco, è tutta un'area legata a questo grande interesse verso una tematica che è orientata a criteri di sfruttamento del rewilding sinceramente abbastanza criticabile. Finisco con qualche messaggio da portarsi a casa. A me sembra che tutti questi termini, rinaturalizzazione, rinaturazione, rewilding, siano termini per i quali dobbiamo recuperare il senso. E il senso lo si recupera facendo riferimento ai valori che devono sottostare questi concetti, questi processi, queste politiche che stanno dietro ai processi. A partire dall'utilizzo dei sistemi di assicurazione della qualità, degli standard. Come vedete da questa veloce rassegna di standard che si utilizzano nel nostro settore, abbiamo già uno standard che è Fair Wild per i prodotti selvatici. Dobbiamo andare molto al di là. E vi segnalo questa interessante bozza della direttiva sulle environmental claims, perché se approvata, cosa che spero, certi messaggi di cui noi abusiamo, tipo prodotto naturale, prodotto a chilometro zero, che non significa assolutamente nulla, prodotto locale, ecco, saranno vietati. E ci dovranno essere precise forme di giustificazione sulla base di standard dell'uso di queste denominazioni. Quindi il rewilding è un processo ambiguo e sfaccettato su cui c'è un lavoro di informazione da fare formidabile. Siamo di fronte a un continuum di soluzioni. Non ci sono soluzioni dicotomiche, soluzioni diverse e armonizzabili. In un lavoro che ho appena pubblicato con dei colleghi sulla tassonomia forestale, abbiamo pubblicato questo grafico per dare un'idea di tutte le opzioni possibili che abbiamo di gestione delle foreste, dalle primary forest al all grow forest alle short rotation nel settore forestale, no? In un continuum in termini di numero di specie da gestire e complessità biosistemica delle diverse forme di gestione. E lo stesso vale per il discorso delle infrastrutture verdi. E quindi il messaggio finale è: lavoriamo su queste possibili opzioni, anche perché di terra disponibile ne abbiamo tanta, no? E su queste terra possiamo fare opzioni di carattere molto diverso. Basta che siano tutte opzioni giustificate, razionalmente, basate effettivamente su valori confrontabili e verificabili. Progetto nell'ambito di un'iniziativa della Commissione Europea, Wildcard, dove potete seguire il nostro lavoro nei prossimi anni. Grazie. Bene, io direi facciamo un 5-10 minuti di domande per chi vuole. Abbiamo ancora qualche spazio. Se siete ancora vivi dopo queste straordinarie relazioni, a parte la mia, insomma, ma le altre sono state veramente ricche, credo, e ci hanno dato, almeno forse a chi di noi è un po' fuori da questi argomenti, molti spunti interessanti e molto importanti. Una domanda, Minello, se può venire qua, così, se no, non so se abbiamo.
Lo so, ma solo perché ti sentono. Vediamo se funziona, visto? Posso solo sapere se ce la può argomentare un po' di più questa mancata pianificazione. Se è comune, se è solo nostra e qual è il percorso che ci ha portato a questa mancata pianificazione? Perché prima accennava al ministero a cui si fa riferimento come legato a questo. Siccome è stata molto interessante come prospettiva, perché noi in demografia sempre ci vengono a chiedere ma perché nessuno si è accorto delle grandi crisi demografiche e noi diciamo perché non ci ascoltano. Voi cosa dite? Sì. Scusa, altre domande? Raccogliamo qualcosa? C'è qualcosa in chat? Vediamo come si fa. Non si vede? Sì, ok, niente. No. Sono domande, cose di servizio. Sì, scusa, puoi venire qui a parlare col microfono, grazie. È simile a quella precedente, quindi grazie, mi scusi. Ma nella doppia veste di studente, ma anche di amministratore, mi chiedo, ma che fotografia abbiamo noi delle nostre amministrazioni in termini di sensibilità e quali progetti eventualmente sono in atto tra il territorio del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, del Trentino Alto Adige? Ci sono delle best practice, c'è qualcosa, voglio dire, di positivo che si sta muovendo, almeno per alimentare la nostra speranza e fiducia? Volevo fare anch'io una domanda da naif, se vogliamo, cioè quello che mi ha molto colpito girando in altri paesi, in particolare l'esempio dell'Australia, e c'era qualcosa sulle ultime slide, è questa idea di boschi piantati come se fossero campi di grano turco. Cioè loro piantano, è un po' come da noi i pioppi, no? Piantano sti alberi tutti uguali, ma per estensioni immense, li tagliano tutti, poi immagino passerà un po' di tempo, ne pianteranno altri e cose di questo tipo. Noi mi pare che in Italia ci sia un'altra tradizione, un altro modo di utilizzare la forestazione, che sinceramente a me pare più vicina a un discorso di gestione sensata della biodiversità o cose di questo tipo. Puoi dire una parola su questo? Perché ho l'impressione che alcuni dati sull'importazione di legna, eccetera, magari sono dovuti a questi paesi che fanno questo tipo di uso intensivo delle foreste, diciamo così, di coltivazione delle foreste, che probabilmente rende più economico anche la cosa. Però, ripeto, la mia è una domanda da ignorante. Altre domande anche agli altri relatori? Sì, una domanda, Benedetta, se posso. Io avevo visto qualcosa di quel lavoro che avete fatto in Val Brenta, no? E probabilmente spesso i bambini dicono le cose che sentono dire, che sentono a casa e che elaborano anche loro con la loro fantasia, con il loro ragionamento, eccetera. La mia impressione però è che anche là ci sia una specie di passaggio da un'idea quasi, diciamo, mitica di quello che erano i terrazzamenti, di quello che erano le cose, eccetera. Poi abbiamo visto le foto di quei poveri contadini che lavoravano sui terrazzamenti, eccetera. E d'altro lato, come se fosse impossibile una gestione del territorio che sia invece, chiamiamola moderna, cioè che senza perdere quel tipo di modo di gestione del territorio che aveva molti vantaggi, specialmente da un punto di vista dell'acqua, di altre cose, eccetera, e però dandogli anche un senso economico che abbia un suo significato. Ecco, se puoi dire una parola in più su questo, visto che fra l'altro qui nel Dipartimento di Geografia sono state molto studiate queste cose, che io sappia, no? Diamo le risposte? Cominciamo con Davide.
Sì, mi avete fatto delle domande troppo complesse, obiettivamente. Poi risposte semplici. risposte semplici alle domande complesse. Questa è la professore, se no. Dover fare un quadro del perché siamo arrivati a una situazione in cui i nostri boschi sono in misura significativa abbandonati. Beh, intanto perché obiettivamente la localizzazione di queste foreste, diversamente dal centro-nord Europa, è quella in territori a difficile accessibilità, dove non abbiamo investito in infrastrutture. Ecco. Non si fa selvicoltura senza strade. In più c'è l'altro dato di fatto è che se in Italia c'è stata una politica agricola che ha guardato soprattutto la polpa e ha dimenticato l'osso, per utilizzare un'espressione che penso voi ricorderete di Rossidoria, ecco, le foreste sono l'osso dell'osso, sono la parte interna dell'osso, no? Perché sono ancora quelle meno interessanti. Poi le foreste private erano state gestite, organizzate, tutto in una logica di autoconsumo, ovvero per produzione di legna d'ardere e palleria. Ecco, venuta meno l'agricoltura di montagna, è crollata la gestione di queste foreste, che sono più del 60% del patrimonio forestale. E non c'è stata nessuna scelta che invece in altri paesi hanno fatto, a partire dalla Francia, dalla Svizzera, per supportare la gestione conto terzi, l'associazionismo, i contratti di affidamento in gestione. Ecco, questa è stata un'area di disinteresse totale. Quel poco che c'è stato fatto è stato dimenticato. In Veneto avevamo 3 consorzi forestali, sono stati chiusi. Adesso si sta riparlando proprio in questi giorni di riapertura di un consorzio in Lessinia, ma abbiamo decenni da recuperare, perché la proprietà rimane una proprietà catastalmente in mano a delle persone che non sono più sul territorio e non hanno più interesse, e la proprietà è così frammentata che non ha nessuna logica gestirla in sé per sé, se non in una forma associata. Vi ho detto 60 e passa per cento di proprietà privata e la parte residua proprietà pubblica e delle proprietà collettive. Ecco, la proprietà pubblica, a differenza di quello che avviene in altri paesi, in Italia è prevalentemente comunale. Ecco, per quello che riguarda le amministrazioni veneta di significativa presenza e tradizione, la responsabilità tra le 1000 attività di un'amministrazione comunale, di un sindaco, le priorità, ecco, non ha mai trovato in media, in condizioni medie, spazio l'investimento nel settore forestale. Ecco. Faccio sempre un esempio per rendere chiaro. Il Trentino ha mantenuto ancora una sua capacità da parte dei comuni di gestire il patrimonio con il custode forestale. Il custode forestale sta alle foreste come il medico condotto sta alla sanità locale. Nella montagna veneta, quando l'amministrazione comunale non aveva più soldi per pagare un vigile, ha trasformato il custode forestale in un vigile. Ed era una scelta assolutamente ragionevole. Anche in questo caso la mancanza di processi associativi, di forme di sostituzione, di gestione conto terzi è venuta meno. Ecco. Politicamente quindi il settore è diminuito dal punto di vista economico, di rilevanza e quindi anche di interesse politico. Sfortunatamente i grandi valori legati alle esternalità non di mercato delle foreste non pagano in termini politici, in termini di consenso. La montagna dove si localizza il 95% delle foreste non ha forza di rappresentanza politica. Figuratevi se ce l'ha il settore più debole dal punto di vista economico della montagna. Ecco. Questo per riassumere. Potrei fare però un riferimento anche per riprendere la sparata molto aggressiva che ho fatto sul CUFA, un elemento importante dal punto di vista istituzionale.
Allora, noi abbiamo negli anni 70 decentrato la gestione della partita forestale alle regioni. Allo Stato si è mantenuta la funzione di polizia forestale. Il Corpo Forestale dello Stato, la forestale femminile, perché durante il fascismo era la milizia forestale ed era la pubblica amministrazione nei territori di montagna, è diventata un corpo non più tecnico, ma di semplice funzione di polizia. Quando la Commissione europea ci ha detto ma non vi sembrano un po' tantini 5 corpi di polizia nazionali? Non sarebbe ora di razionalizzarle? Si è detto in Parlamento, bene, forse era il periodo in cui c'eri, bene, tagliamo la polizia penitenziaria e la forestale. La polizia penitenziaria ha fatto lobby, i forestali come corpo forestale erano così deboli, ma soprattutto avevano l'appetito dell'Arma dei Carabinieri, a cui il Parlamento e soprattutto i partiti di centro-sinistra mai rifiutano indicazioni e esigenze che vengono manifestate da questa lobby. Per cui l'ufficio legislativo dell'Arma dei Carabinieri ha confezionato la legge che ha determinato il passaggio di quasi tutto il personale del Corpo Forestale dello Stato a questa anima verde dei Carabinieri, che adesso possono mettere un mese all'anno nel calendario anche la carabiniera forestale con il Bambi in braccio, ovvero dare un'anima ambientalista che paga molto in termini di consenso all'Arma. Ecco. E l'Arma non ha fatto altro che potenziare le funzioni che le sono proprie, che è quelle del comando e controllo. In un momento in cui non abbiamo più la necessità di uno stretto controllo sul taglio dei boschi, ma dobbiamo creare forme di partnership, di gestione associata, di compartecipazione, di corresponsabilizzazione della società civile. Quindi abbiamo bisogno di un'amministrazione che nel settore forestale sia civil servant, a servizio della comunità e non in divisa armata. È la negazione totale di quello che ci troviamo di fronte, che è molto difficilmente riformabile. Bene. Benedetta, chiudi, rispondi e chiudi tu. Non so se rispondo e tantomeno credo di riuscire a delle cose di chiusura. No, io penso che la questione degli immaginari sia fondamentale. Allora, gli studenti del primo anno di triennale, quando gli metto davanti la foto di paesaggio, quelli di magistrale sono un po' più veloci a cogliere la questione. Un paesaggio montano vario, non completamente wild, ecco. Dico, ma com'era 100 anni fa? C'era più bosco o meno bosco? La risposta è sempre, continua ad essere sempre da 20 anni, c'era più bosco. E io non riesco a far capire loro che un prato, se non si fa nulla, diventa un bosco. Non ci riesco, non so come fare, non so, credo che dovrò fare delle foto di uno stesso posto ogni anno. Quindi forse tra 5 anni, vabbè, riuscirò a farglielo. L'evidenza non è efficace. Questo, quindi, la sensazione è che proprio sia radicata la necessità di proteggere, per cui i carabinieri vanno bene, il bosco che va protetto. È proprio una forma mentis che è fortissima, per cui poi è difficilissimo complessificare e adesso questo è uno degli esempi, ma tante idee sono davvero radicate. Abbiamo degli stereotipi in testa terrificanti su che cosa è buono e che cosa è cattivo, e diventa davvero cattivo, ecco. Quindi smontare questi stereotipi però è quello, crea lo spazio per avere una fantasia che è necessaria per mettere in atto delle soluzioni. E smontare stereotipi vuol dire smontare contrapposizioni, vuol dire smontare contrapposizioni tra ambientalisti puri e duri e
amministrazione cattiva, i cacciatori per forza cattivi o tra buoni e cattivi in ogni caso, insomma. E ecco, tra gli esempi a me viene in mente di fantasia, no, di buone fantasie, l'adozione dei terrazzamenti. Ho controllato nel frattempo che il comitato per l'adozione dei terrazzamenti del canale di Brenta è ancora vivo da 12-15 anni a questa parte. Ho controllato che hanno fatto delle iniziative la settimana scorsa, quindi vuol dire che qualcosa fanno ancora. È un comitato che si fa da garante, o almeno funzionava così, adesso appunto non ho le notizie più aggiornate, si fa da garante tra i proprietari, che sono probabilmente qualche decina di uno stesso terrazzamento, e un comodatario, o uno o più, può essere una persona o un soggetto economico che si impegna a prendere in comodato d'uso gratuito per 5 anni rinnovabili uno o più pezzi di terra, per farne delle attività che siano anche con un significato economico, ovviamente dentro ad un ragionamento condiviso su che cosa si può fare e che cosa no, può essere anche fatto ad uso ricreativo, e che si impegna anche a partecipare alla gestione del muro a secco, perché il muro a secco sta dall'una e dall'altra parte, quindi non puoi gestirlo se non in maniera collaborativa. Non tiene anche se segna un limite di proprietà, deve essere gestito da tutti e due. E quindi questa cosa potenzialmente genererebbe anche una, come dire, collaborazione tra soggetti diversi. Quindi c'è una forma di collaborazione c'è l'istituzione pubblica, c'è questo comitato, ci sono i proprietari, ci sono gli affidatari, gli adottanti, e questa cosa ha nel piccolo in qualche modo funzionato, e appunto se il sito è ancora acceso vuol dire che qualcosa funziona ancora. So che c'è stato un periodo in cui c'erano 100 adozioni, che non è un gran numero, ma non è neanche piccolissimo. Ecco, questa iniziativa, penso questa, e la collego con un processo invece molto più ampio, costituito organizzato della provincia di Trento, di promozione della cultura della pietra a secco, con la scuola per chi impara a fare muretti e che va a aggiustare muretti poi lì dove c'è bisogno, quindi qualcuno ci lavora di questa cosa o va ad insegnare ad altri. Credo che siano stati i trentini che sono andati in Cadore a sistemare i terrazzamenti a Vallesina, a Valle di Cadore. Insomma, ci sono anche poi delle socialità che si creano tra le varie vallate alpine. Ecco, lì c'è un progetto che ha una dimensione educativa con le scuole, una dimensione fatta con gli ordini professionali, una dimensione con chi opera, le associazioni, ONG legate alla promozione del patrimonio culturale. E lì questa cosa, come dire, si è in qualche modo costituita in un progetto che poi vabbè, ha ricevuto la menzione del premio del paesaggio a livello nazionale, insomma, che appunto poi riesce anche a farsi riconoscere e in qualche modo a costruire cultura. In Canale di Brenta questa cosa è rimasta molto locale, legata a pochi attivi, e non ha avuto invece un eco maggiore. Però insomma forse sono un po' queste strade qui, meglio se sono organizzate, istituzionalizzate ma non ingessate e in qualche modo progettate. Perfetto. Signori, io ringrazio tutti, ringrazio che ha tenuto botta fino adesso. Spero che questo tipo di iniziative aiutino le persone a pensare, insomma, e anche poi a chi si trova in posizione di decidere e di prendere delle decisioni anche nella direzione non sbagliata. E visto che stiamo parlando di iniziative fatte da altri assieme all'università, che ci sia anche che questo coinvolgimento degli universitari su queste cose non sia solo episodico, ma anche che abbia una cosa anche a livello istituzionale importante. Grazie a tutti e buona serata. Grazie professore. Grazie a voi. Grazie, buonasera.